Un posto importante che viene smenteato l'Ufasin in queste seconde parti della nostra trasmissione al corso alt dal Tiliment. Casomai che non sei quasi mai esistito, si fa vedere dal corso Meggian, dal corso Bas, però ecco disin che anche quando sono state delle grandi alluvioni, chi che hanno avuto poi dams anche in termini di vites di persone all'estate proprio dell'Alto Friuli, une geologhe che tra l'altro lavora a Padua e di Heinz e Maia di Divignence Cerniele. Antonella Stori, buondì, benvenuta. Buondì, grazie. Ecco, ci rende capire anche le particolarità dall'alte corse dal Tiliment, ma anche le sue pericolosità, e si può dare domandare, ma perché non vengono mai riguardate anche quando si fa vele di dams e di problematiche? Sì, diciamo che il problema dal corso montano dal tagliamento è che ha un grumo nevore di corsi d'acqua affluenti che arrivano da Smont, dai versanti da Smont, e a son che fanno lui dal dam. Non dome per sé a trasporti in un nevore di grave detriti e di tutto, ma anche per sé ai rodin la spunde dal torrente, e così quando sono ploe, c'è tante ploe, o anche che sono state le alluvioni che dal 66, 65, Baia, più di recente, hanno instabilità dal versante, sono frane. Quindi più che laghi solitamente dal tagliamento hanno le fuori dal centro abitato di sono i dam che sono fatti dai piccoli torrenti oppure da frane a Torpasmont. Quindi a Samei che stessi una diverse tipologie, quindi non l'alluvione che musca sentita al Bascor, ad esempio aghe che salte fuori e all'emple di così la spiaggia. Il problema da monta è anche il trasporto solido. E non è una roba di poche conta anche questa. Io non sai perché mi è sempre colpito le storie di Buarta che veve di sei al comune di Denemonch che era sparita totalmente proprio dopo grandi esploes e frani, cioè un paese sparito completamente di cechere le attività umane. Ecco, mi ha sempre colpito queste, però si tabai poche di queste problematiche quando si tabai di Tiliment, ma mi sa in grave anche quistis. Sì, cioè anche il caso di Borda è un caso strani, perché è venuto io una frane enorme che ha fatto un sbarramento sul tagliamento e ha creato un momentaneo lago. Anche la diga naturale che sbarramento di frane a pie rosso è arrivata una alluvione il tagliamento senza capote la ploe. Quindi viene anche un problema che sono generati da substrato geologico un evore particolare. A lei il problema da paleofrane, come era che di Borta, e sono anche queste paleofrane che si tornano a mettere in moto quando plo, neanche per dire, sono eventi diversi. Il Imbut, la Valsella, famosa, anche lei per un evore di alluvione su Muart per le colate detritiche, questo è il termine esatto, che sono causate da ploe tanto violente, concentrate dal tint e dal spazio. In una ora può venire giù la ploe, ad esempio, di una settimana. E dopo sono le ploe che lui prolungate dal tint, lui cuiete, in un certo senso, ma sono che si possono mettere in moto la paleofrane. Frane che erano sedute in legna dietro anche e che poi ritornare a mettersi in moto. Quindi ha tutta una serie di problematiche Samon, non dome di esondazione, che il pericolo di esondazione da laghi pur dal tagliamento, ad esempio, a noi percepite perché alle più rare che l'evento lì, ma ad ogni ploe ha tutta un'altra serie di problematiche da Smont. E la motivazione è che siamo in una zone sismiche, quindi si predispone ad ogni terremoto, anche più sul, un evore di detrita può essere movimentata da laghi
e insieme sin in una regione a elevatissima pluvosità. Quindi vin un grundiploe significa che tante aghe giù per i rius, per i torrenti, capodin quarta giù un evore di detrito. Io ne faccende serie ci si può dare al fa, ecco, anche monitorare perché forse te così di prim bod non è che si vede in tante rubes. Voi come waving strumenti in presce per farlo, io ci dici, Sì, ma è di un evore di pinza, si sa che si dica, no, si ha di là Macedonie all'alveo dai corsi d'acqua in generale. Quindi ridà fatti perché in un contesto come quel climatico che sta cambiando mo, i sempre più loe concentrate violente, che significa un evore di aghe, un grum vuelte che arriva giù. Vuol dire che più energia che arriva, più energia vuol dire più erosione. Più erosione vuol dire più frane. Quindi la prima regola, ma che con i figli anni, ma che vi indica a applicare, è che di non la mettiti da frane e donde, Macedonie dai Torino. Quindi ridà il spazio che ogni corso d'aghe, alta pianura, montagna, bassa pianura, alla sempre utilizzata quanto alla bisogna, quanto ha masse energie, quanto ha masse aghe. Sareste disi rispetto il flump e i suoi teams e sue situazioni, no, i famosi perduti in pratiche e magari sal surf qualche volta come che è stato fatto proprio dall'ultimo millennio anche forse sposta abitazioni e chiese per rendere più sicuro, mi sa di capire. Sì, ma questi non lo dico io, sono studi veramente dagli ultimi team di di qualche mese, ad esempio dall'Università di Padova e proprio recentemente, che vedono in queste robe qui, che dicono alle tante energie che l'unica soluzione è di rinaturalizzare i corsi d'acqua, non la Macedonia e possibilmente la che è possibile di delocalizzare. Questa è una faccenda che versa altri scantins, ma vi darei di tornare a discutere. Insomma, io le ringrazio, le geologhe Antonella Stori, Chiarniele, ma che lavora ormai a Padua e che è nostra città, proprio di queste grandi biele università, in cui che sono tanti studiosi che come stanno cercando di dare il loro contributo al tilimenti. Io le ringrazio e tornerò a sentirsi perché le sue voci è importante di vere esperte per tanto riguarda che sono le sostieri di Divignince. Mandi, grazie, buone giornate. Grazie, mandi a voi.